E questa vicenda qua è particolare, molto particolare, credo che sia particolare per dire, tra l'altro, anche l'ultimo avvenimento, no? Quello del silos dei saloni, mi ha fatto specie proprio l'uscita di Fratelli d'Italia, che ha scritto sul comunicato che le decisioni devono essere prese con la massima condivisione e non tra pochi intimi in segrete stanze. Ecco allora che anche la nostra vicenda, dico nostra, il mercato, mi credo, ma che dopo i fatti, come dire, che si sono succeduti, ne ha fatto pensare a questo. E dopo l'ultimo, ho fatto un'assemblea il 4 di agosto, anche banale, perché già da nominare il revisore dei conti, che si denomina SST, essendo SST con il 42%, no? Quindi credo che sia anche giusto, quindi che ci sia uno che controlla i nostri conti. E è stata un'assemblea un po' particolare, molto particolare. E noi altri, quindi gli altri soci privati, Sico e Capo, Stefano è rappresentante della Sico, la Capo purtroppo ha avuto dei problemi stamattina, il presidente, vediamo se arriva un suo rappresentante, ci siamo chiesti ma che strada sta prendendo l'amministrazione nei confronti di Chioggia Ortomercato. Gli amministratori unici che nell'ultimo anno sono arrivati, no? Prima l'architetto Aldino Padovà e adesso il dottor Vincenzo Viapiano, la prima domanda che ci siamo posto è stata: hanno un mandato politico per dire e fare le cose all'interno dell'Assemblea di Chiesa Automercato? Allora noi abbiamo fatto un percorso per verificare questo dubbio che ne arriva in testa, però avevamo delle difficoltà ovviamente di approccio. E la settimana successiva, intorno al 10 agosto, sotto l'aspetto mediatico, è esplosa la questione di Oppo Veneto, no? Elisabetta giustamente insisteva, no? Che facessimo delle dichiarazioni, però noi altri non le abbiamo volute fare, quindi mi dispiace, mi scuso, però c'era anche un impegno, una raccomandazione del liquidatore di Oppo Veneto che non ne permetteva di intervenire sulla questione, anche perché la liquidazione di Oppo Veneto era dei primi di giugno, il decreto del ministro. Quindi siamo trovati in una situazione particolare e avevamo pensato in quel momento che fossero poi gli avvenimenti che sarebbero successi, quindi alcuni avvenimenti ci sono stati, nel senso che le minoranze sia in regione che a Chioggia hanno chiesto interrogazioni, hanno fatto interrogazioni, hanno chiesto la convocazione di commissioni. Commissione che c'è stata, è stata fatta il 5 di ottobre e in questa commissione cosa si è parlato? Allora, nel frattempo noi altri abbiamo incontrato alcune forze politiche della maggioranza, abbiamo incontrato Forza Italia e abbiamo incontrato la lista civica.
abbiamo richiesto anche un incontro sia con la Lega che con i Fratelli d'Italia, che non abbiamo ancora fatto. Ciao Diego. Che non abbiamo ancora fatto. Spero che questa cosa la si possa realizzare e quindi anche per completare. La cosa che abbiamo capito, ritornando a quello che avevo detto prima, è che un mandato politico non c'è mai stato. Quindi siamo con il comune denominatore sulla vicenda, ecco, dei silos, la stessa cosa. E il fatto è che nelle segrete stanze o qualcun altro faccia, e per questo la mia difficoltà anche di dire. Io lunedì sera sono stato in commissione, no in commissione, in consiglio comunale, dove si votava il DUP, no? Ecco, il DUP 2023-25, devo averlo da qualche parte, vediamo se lo trovo, comunque il DUP 2023-2025 cosa dice per il mercato, il settore agricolo, pagina 92 credo, c'è una sequela di zeri. Non credo che con l'approvazione del DUP di lunedì sera in quella pagina gli zeri siano stati sostituiti da altri numeri. Quindi evidentemente c'è una volontà da parte dell'amministrazione comunale a non impegnarsi, questo termine qua, nei confronti, però stiamo arrivando alla fine dell'anno e si prospetta la Madia e si prospetta, perché si deve andare anche verso la concretezza sulla questione delle quote all'interno, cioè la questione Oppo Veneto è una questione. Allora in commissione il 5 di ottobre si è parlato di questo. Cosa succederà? Allora, per quanto riguarda la questione di Oppo Veneto, ripeto quello che ho detto in quell'occasione, quindi ecco, anche un'ufficialità, anche istituzionale, perché a domanda là bisogna anche essere chiari sulle cose che ci sono. Oppo Veneto all'inizio dell'anno ci ha chiesto ufficialmente il recesso da soci di Chioggiorto-Mercato. Eravamo in gennaio, gli abbiamo risposto in maniera molto tecnica, nel senso che il nostro consulente ci ha consigliato di dare una risposta del tipo lo statuto della società e il codice civile per la giustificazione espressa per uscire da una società SRL, ecco, non è giustificabile quello che mettevo. Quindi la mia risposta è stata: siccome il statuto e siccome il codice civile non permette l'uscita, però è chiaro che se c'è una volontà di uscire bisogna per certi versi assecondarla, tenere qua, sapendo anche noi che Oppo Veneto ovviamente non navigava in buone acque. Perché? Perché durante l'estate 2021, anzi 2022, scusate, durante l'estate 2022 c'è stata l'assemblea di bilancio di Oppo Veneto, e dove, anche se ovviamente io non sono socio, però sono invitato, vado ad assistere, hanno approvato un bilancio molto pesante, circa 2,5 milioni di perdite. Ma nel giro, se ci fosse da Capo lo direbbero loro, perché Capo era socia di Oppo Veneto in quel momento. Poi a novembre di quell'anno la Oppo Veneto ha convocato una ulteriore assemblea
dove diceva sostanzialmente 2 punti all'ordine del giorno: ricapitalizzazione, se non c'è ricapitalizzazione, messa in liquidazione della società. Quindi noi, quando abbiamo ricevuto, poi hanno deciso per la ricapitalizzazione, una parte dei soci ha aderito mettendo dei soldini, e poi è stata completata questa raccolta di risorse con l'entrata del consorzio agrario di Treviso e Belluno. Quindi una spinta in avanti c'è stata per continuare, però a quelle condizioni, quando appunto è arrivata la richiesta di recesso, noi abbiamo detto teniamo le porte aperte per soddisfare questa richiesta. A febbraio ho inviato al sindaco una richiesta di incontro con i soci per capire questo 37,33% di Iopo Veneto come poteva essere ridistribuito tra i soci, oppure se c'era di capire se qualche altra impresa, qualche altra cooperativa poteva venire all'interno per mantenere il capitale. Anche perché il sindaco, ovviamente, perché il sindaco era sempre stato il soggetto, la parte politica, sempre stato il soggetto che ha deciso come formare questa società dal lontano 2009, no? E quindi era prassi comune incontrarsi. Nel 2016, insieme con SST, amministrazione comunale e i soci, si era deciso di aumentare il capitale, portandolo da 100.000 a 200.000. Con quella decisione SST, mantenendo fermo la propria quantità, aveva ridotto dall'84% al 42%. Quindi la nostra idea era quella di incontrarci con l'amministrazione comunale per capire se c'era una volontà di mantenere la maggioranza della società in capo ai privati. Una richiesta normale. Questo incontro non c'è mai stato. Quindi noi abbiamo capito in quel momento, se c'era da capire qualcosina, quindi eravamo a febbraio 2022, ma per tutto il 2023, allora, cosa è capitato poi a fine anno 2022? Nel 2022, noi il 31 dicembre 2022 avevamo finito l'affidamento della gestione, con la copertura della Madia, perché la Madia era stata prorogata fino al 31 dicembre 2022. La Madia, ricordo velocemente, cosa dice? Che se non si raggiunge 1 milione e se non si hanno i bilanci in ordine, ci deve essere l'uscita dalla compagine societaria del pubblico. Questo dice. Quindi c'era la proroga e quindi la presenza di SST al nostro interno. È chiaro che ogni anno le amministrazioni comunali dal 2017, per effetto della legge Madia, cosiddetta legge Madia, deve fare una ricognizione, capire se questi parametri sono rispettati o meno. Quindi fino al 2022 non c'era nessun problema, ma dal 2022 per il 2023, per quest'anno, la Madia non è stata prorogata. Quindi cosa c'è che fa in modo che ci sia ancora la presenza dell'ente pubblico all'interno della società? Una delibera del Consiglio Comunale del 19 dicembre che dice vedremo questa
di confermare il mantenimento della partecipazione indiretta nella società Chioggia Automercato del Veneto, quindi l'amministrazione comunale che in forma indiretta con la presenza di SST e all'interno, considerato inoltre il programma di mandato dell'amministrazione comunale che si è insediata nel mese di ottobre 2021, adottato con la citata deliberazione 171 del 2021, che non è altro il programma elettorale tramutato in programma di mandato, dove bisognerebbe leggere cosa dice questo programma di mandato, ma poi lo leggeremo, e di incaricare SST affinché verifichi la possibilità di elaborare un piano strategico aziendale di medio e lungo periodo, finalizzato a incrementare il volume d'affari di Chioggia Automercato, al fine di rispettare il parametro che è quello del milione, famoso del milione. Il giorno prima sì, della commissione, il 4 di ottobre, avrete saputo, la SST ha pubblicato un avviso pubblico per individuare un professionista per elaborare quanto deliberato se non ci fosse stato probabilmente la commissione, probabilmente non ci sarebbe stata neanche questo avviso pubblico, ma questa è un'idea mia. Noi in quell'assemblea del 4 agosto mi sono... ottobre. No, del 4 agosto, l'ultima assemblea che ha fatto scattare un po' la campanella d'allarme, io ho chiesto all'amministratore unico di SST, in funzione di quella delibera, di quell'incarico, come siamo messi? Cioè, siamo a agosto, a dicembre. La risposta è stata: sto studiando. È nel verbale. Quindi, poi sul verbale di quel 4 agosto, per dire che dovevamo fare un piccolo intervento sulla sala convegni, lui, potevo anche non dirlo durante l'assemblea, l'amministratore unico ha potere di spesa, però ho voluto, diciamo, provocare, capire fino in fondo dove si voleva andare. Sembra una stupidaggine, ma di fatto non è, perché sempre l'amministratore, dicendo via piano, ritiene inopportuno affrontare qualsiasi nuova spesa, pertanto invita l'amministratore a limitare gli impegni di spesa all'ordinaria amministrazione. Perché ha detto questo? Perché ha detto anche che siccome a fine anno, fra 2 mesi meno, le decisioni dell'amministrazione comunale potevano essere che non ci fossero più proroghe, e quindi cosa succede? Eravamo arrivati a questo punto anche nel 2018, anzi 2017, il primo anno della Madia, dove l'amministrazione comunale, proprio per dare risposta ai dettami della Madia, aveva fatto una ricognizione nel settembre 2017 dicendo sostanzialmente, perché la legge questo diceva, fra un anno SST deve uscire, quindi settembre 2018. Noi avevamo in scadenza il mandato il 31 dicembre 2017, anche SST il 31 dicembre 2017 aveva gli affidamenti terminati, quindi nell'estate 2018 SST ha presentato un piano industriale e gli affidamenti gli sono stati riaffidati fino al 31 dicembre 2033, mentre noi no, perché a settembre si doveva fare che cosa? Un bando.
La città metropolitana, su input del comune di Chioggia, doveva elaborare un bando per l'affidamento della gestione, visto che non c'era più la presenza pubblica in house, diciamo, in questo. Cos'è successo? Che hanno fatto, doveva bastare una determina, l'allora dirigente Gianni Favaretto, e la determina evidentemente non andava bene, ci sono stati dei soggetti che hanno fatto le osservazioni, una volta esposta all'albo pretorio, ai 15 giorni di tempo. Le abbiamo fatte anche noi, come società, sono arrivati a farne 3 determine, e una, diciamo, peggio dell'altra, anche i giorni di Ferragosto, la terza, no? Che sembrava che nessuno potesse fare, e delle osservazioni, invece sono uscito sui giornali, perché a Ferragosto era difficile anche fare. Chi aveva aiutato nel fare le osservazioni, uno era in montagna, l'altro era al mare, quindi era difficile, però alla fine si sono bloccati, cioè la giunta grillina in quel momento ha bloccato le cose, e ci sono stati degli affidamenti, delle deleghe, tutte le deleghe che riguardavano il mercato, l'agricoltura, partecipate a Daniele Stecco, l'assessore Daniele Stecco, e a settembre hanno fatto una nuova delibera del Consiglio Comunale, prorogando di altri 9 mesi, e era una delibera tecnica. Siccome la città metropolitana non ha il tempo per fare il bando, no? Proroghiamo di altri 9 mesi. Cosa era successo in quei 9 mesi? Che con la legge di bilancio, governo, legge di bilancio Parlamento, quindi per il 2019, e verrà fuori la legge di bilancio anche a fine anno, l'hanno emendata la Madia e hanno prorogato per ulteriori 3 anni, dicendo sostanzialmente chi aveva i bilanci in ordine nei 3 anni precedenti, ed è il nostro caso, poteva esserci la presenza pubblica. Ecco, allora 3 anni di proroga nel 2021, un ulteriore anno 2022, adesso ci troviamo invece scoperti sotto questo punto di vista. Madia non c'è. Il 2023, non so se a livello romano qualcuno ha lavorato per emendarla, per toglierla, per parificare il settore ortofrutticolo a quello lattiero-caseario. Il lattiero-caseario ha una deroga sostenendo che il latte è un alimento primario per l'alimentazione, ma sapete bene che nel triangolo alimentare anche l'ortofrutta ha la base, l'ultima è la carne, no? messa in alto nel vertice alto. Quindi potevano lavorare in commissione agricoltura al Senato per arrivare a un cambiamento. Non credo che ci sia stato. Nel 2022, all'inizio dell'anno, spero che mi seguiate, però è difficile, però all'inizio dell'anno, anzi, proprio ritorniamo all'inizio, la Giunta Armelao ha vinto le elezioni, cioè il sindaco ha vinto le elezioni ottobre 2021. Noi avevamo una convenzione, Chioggia Automercato aveva una convenzione sottoscritta nel 2019, visto che c'era la proroga data, fino al 2021, e ci era stata affidata tutta l'area del mercato, meno dove esistevano contratti da parte della SST. L'ISPRA è sotto contratto diretto e quindi, però c'era anche il dire, vabbè, questo è stato detto a voce, ma c'era questa volontà che quando cessavano i contratti, no, che erano in scadenza, ci avrebbero affidato tutta l'area del compendio. Allora noi abbiamo lavorato in quella funzione, abbiamo fatto gli avvisi pubblici, il consorzio agrario del nord-est, che adesso è CAI, è venuto a operare all'interno, quindi abbiamo
cominciato anche a entrare nel merito delle aree che prima erano direttamente gestite dalla SST. Il campo da calcio e tutta la cupola ovest, diciamo, che era stata affidata con un comodato d'uso gratuito da parte di SST al comune per fare il magazzino comunale, che era diventata però anche discarica nel frattempo. Tutta l'azione che era stata fatta in quell'occasione. Giunta al Melao c'è un problema, che era un paio di anni che l'amministrazione comunale ci diceva volevano insediare all'interno del mercato il centro cottura, e quindi poi io pretendevo dal centro cottura o da chi doveva venire dentro che fossimo pagati, perché i soldi su questa vicenda hanno un'importanza molto molto rilevante, credo. Quindi non ci hanno prorogato alla fine 2021, anche se potevano farlo perché c'era la Madia, però abbiamo fatto una nuova convenzione dove ci sono stati tolti proprio il magazzino dove doveva nascere il centro cultura e il campo da calcio dove dovevano formare chi doveva utilizzare i droni. No. Hanno pulito e poi avete visto come è ridotto l'area del campo da calcio e così via. Il degrado ce n'è abbastanza, ecco. Quindi anche provocato dall'ente pubblico in questo caso. Quindi ci hanno tolto questi due spazi, bene, siamo andati avanti lo stesso, non ci sono più stati ritornati, anche con la proroga di fine 2022 e quindi all'inizio del 2022 ci siamo incontrati col sindaco, ho mandato una richiesta, ci siamo trovati nell'ufficio col sindaco, con Stefano, con Claudio Ferro, presidente della Capo, presenti il sindaco, vice sindaco e l'assessore Serafini in quel momento, dove Serafini, ma l'aveva detto anche in commissione, la legge Madia è una legge che non piace, crediamo anche superata, perché la Tamisà, così, delle partecipate c'era stata, erano rimasti in piedi chi realmente produceva, e quindi andiamo avanti con un'idea, con un progetto, che è questo. A voce, l'ho detto anche in commissione, elabora un'idea che tra l'altro quell'idea non è particolarmente innovativa, nel senso che avevamo già elaborato, anche io avevo dato una proposta a SST nel 2010, appena insediato Chioggia Automercato, bisogna fare un master plan degli 8 ettari, e questo è il master plan degli 8 ettari. SST, vedete la firma SST. Questo era stato elaborato di allora sul campo da calcio, questo un capannone e gli altri. Cosa abbiamo pensato? Perché poi si vive anche di esperienza, cioè capisci il momento, non è più quel momento là, vediamo di inserire qualcos'altro, e abbiamo elaborato questa idea sul campo da calcio dei capannoni, un grande parcheggio che era funzionale. Le chiusure, abbiamo messo anche dei numeri sul nostro piano, e i numeri hanno detto che si poteva spendere intorno ai 7 milioni di euro. Però con una attività, come dire, di insediamento dei nuovi operatori, mantenendo il metodo adottato dal 2010,
E qual è il metodo che abbiamo adottato come chiuso automercato? Se veniva un operatore, facevi l'avviso pubblico ovviamente, c'era un interesse per venire all'interno del mercato, ovviamente chi doveva venire dentro doveva fare dei servizi per l'agroalimentare, per l'ortofrutticolo, o essere proprio agroalimentare nella sua idea. Per questo abbiamo messo in quegli anni il trasporto, allora Manera poi è diventato Traslusia, abbiamo messo il De Bei, abbiamo messo Alpo Veneto che lavorava il radicchio, abbiamo cominciato a insediare. Chi veniva dentro trovava una scatola vuota, mancavano gli impianti, mancavano i bagni, mancava tutto quanto. Quindi la spesa che loro andavano a sostenere veniva ammortizzata da Chioggia Automercato. Per 8 anni, ovviamente, a seconda gli anni di affitto, chiamiamolo così, erano proporzionate al fatto della spesa che uno andava a sostenere. L'ultimo in ordine di tempo è stato poi nel 2019 il consorzio agrario, che si è concretizzato però nel 2022 anzi, però sempre con quell'idea. Hanno speso una bella botta di soldi e abbiamo fatto un contratto fino al 2033. Ultimo in ordine di tempo, dalla Libera qua dietro, sui frighi fatti per ortofrutta, ma che poi il nostro settore è un po' in crisi, diciamo così, e quindi abbiamo deciso di mettere un'altra azienda. Ecco, per dire, tutta questa ristrutturazione, questo abbellimento di tutta l'area, noi abbiamo calcolato sui 7 milioni. Però con questo approccio, e l'abbiamo scritto, le condizioni per la realizzazione del piano operativo, il mantenimento degli attuali accordi sugli ammortamenti, con la nuova convenzione sottoscritta nel 2019, noi pagavamo prima, proprio il primo insediamento nel 2010, l'1% del nostro fatturato, secondo anno 3%, terzo anno 5% e poi dal quarto anno il 7%. Però Pagavate chi, scusa? pagavamo a SST, che sono i proprietari. Con l'accordo del 2019, dove ci venivano riconosciuti gli ammortamenti che noi facevamo agli operatori, perché comunque poi gli interventi rimangono pubblici, quindi dell'amministrazione, abbiamo fatto un accordo che fino al 70% di questi ammortamenti venivano scalati dall'affitto che noi dovevamo pagare alla SST. E avevamo portato questa percentuale al 12%. Quindi noi facciamo un fatturato e il 12% lo diamo a SST, trattenendoci, se ci sono degli interventi strutturali, il 70%. Era un modo per dire: si investe, sono i privati che vengono a investire all'interno e il bene rimane pubblico. Quindi avete investito 100, praticamente dovete scalare Fino al 70%. dagli affitti 70.000 euro. Sì, 70. Sì. Era questo l'idea, che non è come dire, non è che non sia utilizzata normalmente. Se uno va in affitto di un appartamento e non c'è il bagno, oppure il bagno, o lo fa l'intervento del proprietario e incassa l'affitto interno, oppure dice all'inquilino: fai tu e scaliamo dall'affitto. Cioè, è una grande novità come cosa. Recessione immediata da parte di SST dai contratti in essere con i terzi. Ricordate questa frase, perché adesso l'aggancio subito su un'altra cosa. Pianificazione di una variante urbanistica, qua esiste il progetto speciale numero 8, ricordo che tutti i candidati sindaco sono venuti da noi prima delle elezioni del 2021, tutti hanno sposato questa idea, no, di una variante per intervenire su questo progetto speciale numero 8, addirittura
proprio Armelao, l'ha messa, la paginetta che noi avevamo preparato, copia e incolla. È uguale, è scritta sul ducto, è scritta quella. Quindi, pianificazione di una variante urbanistica da parte del Comune di Chioggia per consentire la riabilitazione e l'ampliamento strutturale. Perché se un'impresa veniva a chiederci vogliamo operare all'interno di questa area, conoscendo ovviamente le condizioni, se non c'è la possibilità di urbanizzarla, tocca aspettare quanti anni, deve andare in regione, quindi pianifichiamo intanto, no? Modalità operative in continuità delle procedure adottate finora, interventi diretti della società di gestione, interventi da parte degli assegnatari di aree oggetto. Questa era un po' l'impostazione di questo progetto. Il master plan, fatto nel 2010 da SST, prevedeva una spesa di 13 milioni e mezzo. 13 milioni e mezzo. Quindi, dopo 10 anni, con i costi aumentati, noi portavamo un'idea, non un progetto in project finance, no, era un'idea di continuare una operatività. Tra l'altro incoraggiata proprio dall'incontro che avevamo fatto all'inizio 2022. Durante il percorso ci siamo trovati in diverse occasioni anche con il nuovo amministratore di SST. Ricordo qua un 2 agosto abbiamo fatto un comitato tecnico dove abbiamo consegnato le prime bozze ai soci, perché poi era l'idea che partiva da qua, da noi in ufficio, abbiamo trasmesso ai soci, poi a settembre abbiamo fatto un ulteriore step nell'ufficio della SST e a novembre abbiamo inviato tutta sta roba qua con i numeri definitivi al sindaco, assessori, vice sindaco, a tutti quanti. L'assessore Serafini ha detto bene, convoca l'assemblea di Chioggia Automercato per avere l'approvazione, cioè un aspetto, come dire, formale di questo. Usciamo dalla bozza ed è un ulteriore master plan anche questo, no? In quell'occasione, 18 novembre, l'amministratore unico di SST, Aldino Padovano, è venuto qua e ha detto si congela tutto. No, questa cosa qua teniamola là per una ventina di giorni. Quindi la cosa è rimasta là, non per 20 giorni, per un tempo molto maggiore. Quindi è stata congelata. L'ho detto in commissione, tutti i commissari, i consiglieri comunali, la minoranza ha chiesto di averne una copia, noi l'abbiamo mandata al Presidente della Commissione, tutti quanti hanno questa copia. È un'idea in prospettiva di sviluppo di quest'area, no? Come centro agroalimentare. Invece, poi, tra l'altro, il giorno prima Giuseppe, scusa dopo, siccome vedo una cosa molto corposa, possiamo magari fare alcuni punti sintetici di questa parte iniziale per capire poi come... Un ultimo passaggio, okay. Proprio l'ultimo passaggio. Cosa è successo invece? Ogni anno c'è come dire, sulla Madia, no? Il Consiglio Comunale, e il Consiglio Comunale del 19 dicembre ha detto quello che ho detto io prima, no? Dare incarico a SST di fare questo. Bypassando di fatto la Madia, perché siamo nel 2023. Anche questo poteva essere visto come elaboriamo un progetto e quindi consentiamo alla parte pubblica di essere presente. Invece hanno scelto un'altra strada. L'amministrazione comunale ha scelto di dare incarico. Questo incarico, per come è formulato, a nostro parere, è piuttosto singolare, perché dice sostanzialmente di aumentare il volume d'affari, cioè diamo in incarico a SST di aumentare il volume d'affari di Chioggia Automercato, giusto? L'ultima cosa per ordine di tempo è stata che io volevo i soldi
del centro cottura, cioè veniva la Gemeaz, a me non mi interessava chi veniva dentro, però era un operatore che doveva pagarmi, anche perché pagandomi aveva il rapporto con me e noi abbiamo la responsabilità, dico noi perché i soci hanno la responsabilità che se succede un incidente dovremo anche regolare le presenze all'interno. Allora, si dà un incarico di aumentare il volume d'affari a chi invece ci ha tolto un'area per darla gratis. Il comodato d'uso gratuito al comune, gratis. Avevano fatto un avviso pubblico per assegnare il campo da calcio all'H2O, tanto per ricordare, nel 2015 a 1.200 euro all'anno. È difficile raggiungere il milione in questa maniera. Ecco perché è singolare questa richiesta. Avevamo idea ancora nel 2010 di mettere il fotovoltaico, c'era il secondo, come veniva definito, comunque la possibilità di attingere a delle risorse importanti, il secondo fondo energia, coinvolto l'Università di Padova che aveva elaborato il progetto. La cosa si è fermata perché SST, con una semplice mail, ha detto ok il progetto, i soldi a noi. Quindi da parte di SST sta sempre la volontà di portarsi a casa e quindi dà un incarico probabilmente al soggetto sbagliato. Deve aumentare il volume d'affari di Chioggia Automercato da un lato e dall'altro lato pretende di avere gli affitti, ecco perché prima ho detto gli affitti a tutti gli altri, perché sarà poco, però ci aumenta, da 300.000 possiamo arrivare a 400, 450, 5.000, 500.000. Poi la cosa che fa più specie è anche quella che se noi siamo in un'assemblea, no? E io chiedo all'amministratore unico di SST come siamo messi con quello studio. Sto studiando. Non vi sembra strano, chiedo a voi, persone che avete da fare, che uno che è socio di una società non sia questo il luogo più deputato? Io posso chiedere alla SICO, hai un'idea per aiutare a aumentare? Tu hai un'idea? Sì, sto studiando e ti te la tieni per te. Se siamo una società, ognuno qua deve collaborare e dare il proprio contributo. Cioè non farlo qua sembra quasi, e mi viene appunto il sospetto, che qualcuno ha già deciso un qualcosa, no? E quello di dire non spendi più soldi, fai solo l'ordinaria amministrazione, sia proprio il segno che siccome siamo a fine anno la decisione di, non lo so cosa hanno in mente, una gestione diretta da parte di SST, quindi eliminare Chioggia Automercato. C'è una legge regionale che dice che per i mercati, la legge 42 dell'86, che dice per i mercati alla produzione la presenza del privato è obbligatoria, anzi non può essere gestita direttamente. Andranno in regione a cambiare la legge? La filiera? No? Non lo so. I grillini dove fanno una pista da bulli. non lo so quello. Poi mi viene oggi, proprio stamattina, una cosa divertente, una richiesta di gestione dei rifiuti agricoli della provincia di Venezia. Noi avevamo soddisfatto questa richiesta anche l'anno scorso per ritiro del nylon, dei barattoli, no, che vengono utilizzati, dei fitofarmaci e altro, e da parte questa è proprio la chiosa su un ragionamento, non c'entra assolutamente niente, però c'entra, credo che c'entra, la Ray Life. Chi è la Ray Life? È quella che ha raccolto i 50 quintali di retine, no? Grazie a Punta Poli, sì, li hanno scaricati a Punta sì, Poli. grazie a una organizzazione agricola, Sì. Che ha fatto questa grande cosa. Noi avevamo fatto qua l'anno prima anche in accordo col consorzio agrario
abbiamo sempre fatto le raccolte, no? Anche fuori, porta a porta, diciamo, sulle aziende. L'anno scorso, il 25 ottobre, avevo avuto questa richiesta da parte della Life, alla cortesa attenzione Giuseppe Bosco del Padre. No. E noi avevamo fatto sta cosa in marzo, perché la devono mettere nel programma. Ci arriva stamattina alla cortese attenzione del signor Vincenzo Viapiano. Noi ci siamo messi a ridere, infatti ho chiesto alla Roberta, dai, chiedi perché Vincenzo Viapiano, sono ancora me l'amministratore unico, fa ridere, però Fa pensare. che sia, ecco, questa qua era proprio la chiusetta di stamattina, tra l'altro mandata in continuità con quella dell'anno scorso, cioè un errore, infatti abbiamo chiesto spiegazioni, siamo curiosi anche di se è una gaffe oppure una volontà, dico anche molto più seriamente, siccome Chioggia Automercato resta fino al 31 dicembre, tu non puoi dare consenso di un'azione del marzo prossimo, o no? Ecco. Questo avevo da dire. Io spero che a fine anno, con questa delibera che devono fare, la delibera a fine anno sulla ricognizione delle partecipate, la devono fare e la devono scrivere bene. Cioè, se dicono che SST andrà a gestire direttamente la cosa, la devono giustificare, dicendo la Madia non è più applicabile, lo studio che abbiamo commissionato non porta al 1.000.000, quindi dobbiamo uscire, no? E quindi gestiamo direttamente. Cambiano la legge regionale? Boh, non lo so. Sinceramente noi non abbiamo, mi ripeto, noi abbiamo cercato di capire se è la volontà di tutta l'amministrazione. Noi abbiamo fatto gli incontri, e lo dico proprio in ciosotto, perché potessimo vedere, guardare sui occhi, sulle balle di occhi, mi hanno detto, no? Chi andrà a votare, giusto? È venuta anche la Michela, con il comitato di Forza Italia, queste erano le parole che abbiamo detto. Ho detto, non scrivere niente, ti non ti fa parte del comitato, cioè va a far parte del comitato ma non della comunicazione. Quindi non sappiamo assolutamente niente. È chiaro che la situazione, anche riguardo a Oppo Veneto, cioè, si sta messa in liquidazione in giugno. Adesso c'è un commissario che cercherà in tutte le maniere di portare nelle casse di Oppo Veneto più soldi possibili, quindi anche di quote che hanno un valore di 75.000 euro. Quindi, perché poi si sentono le voci. Allora, lunedì sera si era sentito la voce del Silos e dopo il giorno dopo è successo, no? Le voci a Ciosa, lese più delle voci, giusto Andrea? No, quando io delle voci. Allora, anche noi abbiamo sentito delle voci. Le voci dicono di una gestione diretta perché... Ma per legge non si può fare? Tutto si può fare, va in regione, possono cambiare? Possono cambiare la legge regionale, però non è che ci vuole 5 minuti. Ma possono fare nel bilancio regionale, come che nel bilancio nazionale che è il 1000 proroghe in fianco, metta caso che sia sulle 1000 proroghe regionali un emendamento che dice visto che non vi è più la Madia, chi tiene aperto dal 1° gennaio il mercato? Chi tiene aperto? Tiene aperto, allora qual è l'interesse per fare tutto, da dire, sto casino? No. La società funziona, abbiamo gestito bene, abbiamo fatto degli interventi buoni, stiamo affrontando le tematiche del mondo agricolo, orticolo, che sono particolari, stiamo vivendo una situazione particolare, io partecipo anche a degli incontri perché c'è stata una delibera regionale
di giunta regionale di maggio che certifica un calo degli investimenti in ettari del 34% in Veneto dal 2019 ad oggi. Quindi se arriva meno prodotto in mercato, è perché c'è una situazione di difficoltà del settore orticolo, soprattutto nella specifico nei radicchi. A livello nazionale siamo a meno 38%, provincia di Venezia meno 24%, Padova meno 42%, Rovigo meno 72%. Quindi se noi facevamo 100 e adesso facciamo 70, siamo in linea. E ho letto questo qua, un articolo del Corriere Ortofrutticolo di ieri, della presidente della Geofur, che è una grossa OP del territorio, veronese ma opera molto anche qua, e è presidente anche del consorzio di tutela del radicchio di Verona, IGP. Cosa dice? L'anomalo caldo che c'è stato in agosto, in settembre, c'è una riduzione quindi della rese per ettaro. Quindi abbiamo un dato già definitivo che se non metti il radicchio su un ettaro non ne viene neanche uno. Ovvio. In più abbiamo anche situazioni climatiche che dal 2018 ogni anno, siccità, troppe piogge, non lo so, ghiaccio in aprile e così, stanno penalizzando le resi. Quindi abbiamo questo tipo di difficoltà. Abbiamo una difficoltà contingente che è legata all'inflazione. Ieri l'altro ho sentito che l'inflazione è calata all'1,8%, giusto? Dal 5%? Sì. Gli effetti inflattivi rispetto al 2019 per quanto riguarda l'ortofrutta, quindi il nostro settore, siamo a un più 23%. Ma su base annua o mensile? No, trimestrale. Noi abbiamo il 23% in più, a giugno era del 21%, quindi in questi 3 mesi è aumentato ulteriormente. E sai cosa vuol dire questa? Che la gente non compra. Infatti c'è un calo dell'ortofrutta, del consumo di ortofrutta pazzesco, che hanno messo in difficoltà il settore della quarta gamma. Il settore della quarta gamma è in difficoltà perché hanno i costi e chiudono. E il nostro radicchio viene venduto molto, il 70%, a livello industriale, fare le buste, no? Se i commercianti saltano, cioè ditte melograno, quindi abbiamo una difficoltà sulle OP venete, Opo Veneto, Veneto Friulana qualche anno fa, ma il melograno, che è Emilia Romagna, anche loro sono in grosse difficoltà. La cultiva di Giancarlo Sesillo, Taglio di Po, non ha chiuso lo stabilimento a Taglio di Po, 60-70 persone nella casa. Cioè, vuol dire che noi come mercato abbiamo fatto una grossa resilienza in merito a questo. Però è chiaro che se tu scrivi nel tuo programma elettorale, lo fai diventare programma di mandato, un qualcosa che va a dare certezze operative a Chioggia Automercato, perché scrivi affiancare Chioggia Automercato, e poi ci porti a quasi 1 mese e mezzo, 2 mesi alla scadenza dell'affidamento della gestione, che non sappiamo qual è il nostro futuro. È difficile operare in questo. Abbiamo amministratori unici di SST che fermano questa idea. Abbiamo un altro amministratore che dice tu non devi spendere, quindi di fatto siamo commissariati. Noi stiamo buttando via piccole risorse o grandi risorse, dove lo so, sugli utili, che potremmo fare qualche intervento di miglioramento, come abbiamo sempre fatto, no? Perché buttare dalla finestra degli utili? Questo è... non sappiamo il nostro futuro. Posso fare una domanda velocissima, non so se volete fare prima voi, non so. Ma questa quota di Opo Mercato, Opo Veneto, scusami, cioè loro vogliono i soldi, ma non è che siete obbligati a darglieli. Cioè, un socio può andare via, ma se non trova la disponibilità Allora,
il problema non è tanto il socio. Il commissario verrà avanti e ci chiederà Sì. numeri. Sì. Beh, su questo i tempi però, quelli che io volevo come dire, mettere in rilievo, è che c'era tutto il tempo, da febbraio fino a giugno, di parlarci, di capire qual era il futuro. No? Quei soci, loro erano disponibili ad acquisire le quote di Oppo Veneto. Oh. Quindi non cambiava assolutamente niente. Si può anche decidere di ridurre il capitale da 200.000 non so, a 150.000. Però poi c'era l'altra cosa che spetta ovviamente all'amministrazione comunale. Vogliamo continuare con una maggioranza della società privata? Perché il mondo sta andando verso questo. Cioè, ritornare a fare una gestione esclusivamente pubblica, oppure, che non si può, oppure farla comunque io pubblico o la maggioranza, vuol dire, questa è la questione, ma è una questione economica, non è una questione economica. Si va, se questi in liquidazione, però adesso che sono in liquidazione ci possono essere maggiori difficoltà, perché anche il commissario avrà i tempi, cioè una liquidazione non è che duri 3 mesi, forse qua fra 5 anni parleremo ancora della liquidazione di Oppo Veneto, la liquidazione della Coba dal 94, quando si è andata, nel 2000 e rotti. 10 anni. Questo è E quei 7 milioni di investimento, chi avrebbe dovuto tirare fuori? No, non li tirava fuori nessuno, Andrea. Di volta in volta, il metodo qual è? Viene il consorzio agrario, vede una possibilità di insediare la propria agenzia qua, ci chiede, noi facciamo un avviso pubblico ovviamente per capire se altri operatori, Pasotti o Mecer, potessero venire, perché un domani qualcuno potrebbe dire hai fatto una trattativa esclusiva, quindi abbiamo fatto l'avviso pubblico, i valori di affitto noi li abbiamo predeterminati, quindi manteniamo una linea e poi trovi gli accordi con questo insediamento. Hanno speso oltre 400.000 euro qua per gli uffici, per sistemare la cupola. Quindi noi stiamo dando valore al patrimonio con l'aiuto dei privati. E quindi un giorno, così un'idea, c'è un problema del mercato etico. Dentro i capannoni là che sono ben più grandi del Saast, perché non farlo questo? San Benedetto del Tronto può essere una grande stupidaggine quella che dico, ma il vero problema del mercato ittico a Chioggia sono i camion. L'altra sera volevo firmarne 2, passai in Piazza Italia che scaricava. Quindi il problema è quello, sia per la stagione estiva, per la vita dell'Uriano. Portare quei camionetti, quello che viene caricato sulle banchine là, e portarli su i camion arriverebbero qua, il parcheggio che ti ha là. Avremmo risolto il problema temporaneamente, sì, perché poi bisogna che ci sia una collocazione, credo, di mercato ittico apposita, no? Però questo poteva essere i 2 o 3 anni, quindi la possibilità di insediamenti in questa struttura, abbellendo la struttura, dando un senso. Quindi siete nella massima incertezza. Sì. Io l'ho sentita alla commissione, Montanariello paventava l'idea che volessero chiudere tutto, tu sei più per l'idea che vi stanno portando a scadenza per poi controllarla direttamente cambiando le leggi regionali invece? Allora, non lo so questo, legge regionale mi credo che si porti in giunta, sarei curioso di vedere Zaia e gli assessori prestarsi a questa forzatura. Ma la maggioranza chi vi ha incontrato di quelli che avete chiesto? Forza Italia? Forza Italia e la lista civica. Che hanno risposto? Che loro non ne sapevano niente, cioè non ne sapevano, non c'è un mandato. Mentre il sindaco e Fratelli d'Italia al momento non vi hanno incontrato. Lega a una mia richiesta e mi è stato risposto ok, va bene,
e poi improvvisamente... Ci vediamo il 2 di gennaio. No, improvvisamente hanno detto l'incontro lo facciamo solo con te e non con i soci. Invece la richiesta, proprio frutto della... Cioè, vi posso assicurare che il 4 agosto, 4 ore di un'assemblea che poteva durare un minuto, mi era scioccato. Quindi ho fatto delle domande per mantenere. Tra l'altro, uno dei punti cardini di quell'assemblea, che asedurà tantissimo, è stato perché io ho invitato il sindaco, invito sempre il sindaco, assessori, vice sindaco, e il presidente del consiglio comunale, Beniamino Bosco Capone. E mi è stato rimproverato che non era opportuno e dovevo dare una risposta secca del piano, se era opportuno o meno. E io ho giustificato, è una mia visione, che siccome tutte le decisioni prese negli anni dal 2010 e anche prima, no, Andrea, eravamo in consiglio comunale, erano frutto del consiglio comunale. Cioè, anche l'ultima delibera è il consiglio comunale che dà incarico a SST di fare quello. Quindi era qua, è venuto Beniamino, l'unico tra l'altro dell'amministrazione comunale, quando è andato via dopo 3/4 d'ora, è andato a fare un matrimonio, via piano ha detto non era opportuno, e questi non capiva niente, sinceramente, è stata una cosa surreale. Questo, poi ho anche detto, loro hanno il 2%, sì, quel 2%, che se il socio SICO, che comunque mi ha nominato, io sono nominato, mi dice che comparato che dà fastidio, che non è opportuno, io non pongo con comparato, ovvio, io soddisfo le richieste dei soci, ed è chiaro che, allora, quale interpretazione viene data? Se la cosa, ed è questo che mi avvicina molto al discorso che tra pochi intimi, no, viene decisa il futuro. Questo è patrimonio della città, lo dico, prendo le parole forse di qualche consigliere comunale, questo è il patrimonio della città, questo è il patrimonio di un mondo agricolo che ha lottato negli anni, questo non può essere l'occasione perché SST faccia bilancio, questo non era lo scopo, quindi è chiaro che il mondo agricolo sta vivendo delle difficoltà, questo sì, che non dipendono da noi, ma da una congiuntura nazionale e internazionale, la guerra, il Covid, tutte queste cose qua. Noi abbiamo sempre detto, fin dall'inizio, fino al 2010, dobbiamo trovare altri soggetti dell'agroalimentare che possano venire dentro, che ci diano la possibilità di sostenerci. Perché noi sappiamo che questo è un presidio che se viene meno questo può funzionare anche male nelle aste, ce lo diciamo, non siamo mica dei sprovveduti su questo, però noi siamo il presidio. Se non c'è più mercato significa il Far West, contrattazioni che vengono fuori da fuori, e c'è invece, io ho fatto anche una relazione, ma questo sarà motivo di un futuro incontro, è difficile organizzare un convegno, ma si sta trasformando le attività in campagna attraverso nuove aziende agricole che sono gestite da non italiani, diciamo, e centrano molto le modalità operative, non solo sue di loro. Noi veniamo fuori da 20 anni che siamo passati da una condizione familiare a una conduzione